Rieccoci cari telespettatori, un'altra intervista come vi avevo preannunciato. Vi presento subito il nostro interlocutore collegato dalla sede dove opera, dove lavora, Mario Pozza, Presidente Unioncamere del Veneto. Ben arrivato, ben ritornato dottor Pozza. Grazie a voi per l'invito. Allora, e buona trasmissione. Infatti, grazie. Il tema è abbastanza alquanto spinosetto, perché parleremo dell'impatto di questo benedetto coronavirus sull'economia della nostra regione, perché a livello Italia ne parlano da tutte le parti, però bisogna mettere un po' una lente di ingrandimento in una situazione del tutto particolare e peculiare di questo territorio, che non è quello della Lombardia, non è quello del Lazio e neanche quello del Sud Italia, ed è estremamente delicato. Voi avete fatto peraltro, avete stilato anche un report demografia delle imprese che è molto interessante. Che cosa ci può dire secondo lei, tirando le somme di un anno di sostanziamento, ormai è passato un anno da quando abbiamo iniziato il primo lockdown e quindi le prime disgrazie sono piovute sulla testa delle nostre imprese, che cosa si può raccontare? Ma che è stato un anno difficilissimo purtroppo, perché per vari aspetti. Innanzitutto quello che riguarda la salute, abbiamo visto purtroppo quante vittime ci sono state causa questa pandemia, e dall'altra parte anche sul mondo dell'impresa c'è stato uno sconvolgimento. Perché tutto è cambiato rispetto a un anno fa, il modo di lavorare, il modo di vendere, e soprattutto la resistenza delle imprese è messa a dura prova. L'economia ne ha sofferto molto, ne sta soffrendo ancora, sia l'economia manifatturiera che l'economia legata al turismo. Il Veneto è una regione dove può contare su due basi, sul manifatturiero e l'altro è il turismo, essendo la prima regione in Italia turistica. E questo ha avuto un impatto doppio per noi, perché sono due economie forti, tant'è vero che il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia come capacità produttiva, come PIL. Ce lo giochiamo con l'Emilia Romagna, a volte un po' più uno, un po' l'altro, però questi dati sono dati da cosa? Da questa specificità che noi abbiamo proprio tra manifatturiero e turismo. Avendo una terra... Sì, prego. Avendo una terra che è baciata dalla fortuna, avendo un mare molto importante, le nostre spiagge, città d'arte, le montagne, in questi giorni poi ci sono i campionati mondiali di sci, i laghi, niente. Allora, Presidente, lei tra l'altro segue anche l'area del Bellunese Dolomiti, abbiamo visto anche la zona del Trevigiano, della Marca Trevigiana, sono delle aree strategiche proprio per l'economia della nostra regione, senza nulla togliere al Vicentino, al Padovano, per carità, però sono particolari. Io vorrei proprio porre l'accento nel territorio del Bellunese, delle Dolomiti, proprio come diceva lei, ci sono adesso i mondiali di sci in corso ed sarebbe una vetrina straordinaria per rilanciare anche un territorio. Però lei ha dichiarato poco tempo fa che la nostra montagna bellunese sembra essere stata dimenticata dallo Stato centrale. In che senso lo dice e che cosa sono le problematiche che presenta quest'area quindi? Allora, premetto che Belluno è una provincia interamente montana, non ha assolutamente pianura come le altre province che sono miste, insomma. Lì quindi c'è tutta un'economia di montagna, e Belluno purtroppo ha un grande problema, che è quello dello spopolamento della montagna. E da cosa è dato da questo spopolamento o quali possono essere le cause? Le cause sono molteplici. In primis ovviamente l'andamento demografico del paese, guarda, proprio il Papa anche ieri l'ha ricordato che siamo in inverno sotto questo punto di vista delle nascite, e quindi questo preoccupa molto, ma soprattutto preoccupa perché le zone di montagna ovviamente sono quello meno appetibili dai giovani. Perché? Perché hanno meno servizi e di conseguenza un giovane tende ad andare dove ci sono tutte le opportunità che va in cerca, e di conseguenza quando si sposta dalla montagna poi si fa la famiglia lontano dal luogo di origine. L'altro elemento è quello legato non solo ai servizi, direi digitali, banda larga, fibra ottica, che si discute molto, ma è anche dato
seconda cosa, dalle infrastrutture materiali, carenza di sbocchi, di strade molto tortuose, e questo va a complicare ancora di più la vita. Che ruolo possono avere le Camere di Commercio per aiutare e supportare il rilancio del territorio relativamente alle opere pubbliche? Lei ha citato le infrastrutture viarie, che in realtà sono e sarebbero cruciali per il rilancio di qualsiasi ambito territoriale. Ma direi che il ruolo del sistema camerale è importante perché la Camera di Commercio, un ente terzo, rappresenta e porta gli interessi di tutte le categorie economiche, cioè di tutti i settori, dal sindacato, perché anche i sindacati sono rappresentati nel Parlamentino delle Camere di Commercio, ma gli ordini professionali e poi le categorie tradizionali, quindi i 4 settori: commercio, industria, artigianato ed agricoltura. E quindi la Camera di Commercio deve fare sintesi di quali sono le esigenze delle categorie e le esigenze del territorio, indipendentemente dalla rappresentanza che ha un'associazione di categoria, e quindi direi che è un ruolo centrale, un ruolo cerniera tra il mondo della produzione, il mondo dell'economia e le istituzioni pubbliche, quelle locali e quelle nazionali, perché poi c'è ovviamente c'è il sistema camerale nazionale, come quello regionale e quello territoriale, e quindi noi aiutiamo le imprese con la promozione classica, che può essere legata alle fiere, alle manifestazioni, però anche allo sviluppo delle imprese, alla ricerca. In questo periodo stiamo aiutando molto nel digitale, perché la pandemia ci porta a lavorare molto sul digitale, e abbiamo visto che le imprese che anche durante la crisi del 2008-2018 che hanno investito nel digitale sono state imprese che sono cresciute, e questi sono direi punti strategici su cui noi dobbiamo essere a fianco delle imprese, quindi cercare di recuperare tutti quelli che sono i finanziamenti a livello nazionale e a livello europeo e calarli nel territorio assieme ai comuni, a quindi alle associazioni di categoria. Ecco, dopo accenneremo anche al discorso dell'industria 4.0 e dell'importanza della digitalizzazione diffusa, però volevo capire, per spiegare anche ai nostri telespettatori, adesso si parla di Recovery Fund e lei ha puntato Recovery Plan, e lei ha puntato l'accento sull'area della montagna del Bellunese, che da un lato dovrebbe giovare di questi benedetti mondiali, perché non nei modi auspicati, perché ovviamente causa il Covid, ai noi tutto sottotono estremamente, però dovrebbe trarne giovamento. Però ci sono tante attività che non riescono a riallacciarsi, ad agganciarsi, il turismo è bloccato in attesa di un via libera che è ancora un grandissimo punto di domanda, cioè parliamo del 15 febbraio e qui siamo con un punto di domanda grande come una casa. In che termini lei che rappresenta quest'area come Camera di Commercio possono relazionarsi col governo centrale per accedere a dei finanziamenti che dovranno arrivare dall'Europa? Come funziona la cosa? Cosa possono aspettarsi gli imprenditori di quest'area? Intanto mettiamo a fuoco questa zona. Ma allora, Belluno ha una sfortuna che è quella delle montagne, però fortunatamente ha delle opportunità che possono essere colte, che sono quelle date da cosa? Dai fondi di confine, che sono dei fondi dedicati apposta alle aree montane proprio per aiutare l'economia del territorio, e sono cifre anche abbastanza importanti, e questi qui servono proprio a sostenere l'economia, a promuovere quei comuni confinanti e anche non confinanti in piccola quota, proprio per cercare di mantenere nel territorio occupazione e sviluppo. Ricordo che quest'anno al 30 proprio di gennaio abbiamo avuto 119 imprese che hanno chiuso rispetto alle 67, parlo di Belluno, del 2019, quindi abbiamo una moria che è quasi il doppio, e questo ovviamente non è tanto da imputarsi al Covid, perché ancora l'effetto Covid sulla chiusura delle imprese non lo si vede, perché ci sono degli obblighi per chi ha avuto dei sostegni, dei ristori, non può farlo. Però ci aspettiamo dopo, quando cadranno ovviamente queste regole, che ci sia un aumento di questa chiusura di aziende. E quindi noi cerchiamo assieme alla provincia, che è quella che detiene questi fondi di confine, di mettere in campo dei bandi. Ad esempio proprio pochi giorni fa abbiamo presentato la chiusura del bando dell'economia di vicinato per aiutare
le botteghe artigiane, le botteghe commerciali a svilupparsi, ossia non comprare per dire il telefonino, ma ad arricchire l'ambiente con nuove tecnologie, con nuovi banchi, con nuovi arredi, e a implementare l'attività. Ed è un bando che ha avuto molto successo, perché è stato messo parecchio, insomma, l'ultimo bando ha rimesso in moto 1,5 milioni di euro e c'è stata soddisfazione per questo. Ecco, questo è quello che noi facciamo e condividiamo con la provincia proprio per stimolare e far sì che queste botteghe rimangano aperte, perché quando chiude una bottega in un centro, vediamo in città quali sono gli effetti, figuriamoci nei paesetti di montagna o nelle frazioni sperdute cosa succede. Assolutamente, lei ha accennato al discorso dei bandi, che è molto interessante, di cui non tutti sono bene informati, anche chi svolge un'attività imprenditoriale anche in certe zone. Esce il 10 febbraio un bando per ristori regionali della regione del Veneto che l'ha vista particolarmente soddisfatta, relazionandoci con l'assessore peraltro Marcato, assessore all'economia. Di che cosa si tratta? Che vincoli comporta? Cosa devono sapere le imprese? In quali ambiti? Sì, è un bando che la Regione Veneto ha affidato alle Camere di Commercio, quindi a Unioncamere del Veneto, in relazione ovviamente col sistema territoriale. Di 17 milioni la mette la Regione, circa 17 milioni e 3, e 1 milione lo mettiamo noi come Camere di Commercio. È un bando molto semplice che sarà pubblicato il giorno 10, che riguarda diversi settori, non solo la ristorazione, l'albergo, gli alberghi, il commercio, ma anche il mondo dello spettacolo, il mondo delle produzioni televisive anche. Quindi c'è una serie di attività che insomma molto lungo, riguarda circa 19.000 imprese. 19.000, che permette, 19, abbiamo fatto un conto totale, sono 19.000 le imprese che possono godere di questo contributo. È un bando ovviamente di ristoro che va a fondo perduto, ne hanno diritto quelle imprese che sono in regola con i pagamenti, con il DURC, quindi con i contributi, con i diritti che devono essere dati all'amministrazione pubblica, altrimenti lo possono godere lo stesso, però anziché incassarlo va nel conto dell'INPS o dell'INAIL che va ad abbattere il debito, insomma. E questo bando è un bando molto semplice che lo si troverà nel sito di tutte le Camere e nel sito di Unioncamere Veneto, però bisogna fare riferimento a Unioncamere e non mandarlo nella Camera territoriale, dove in sostanza si chiedono i dati dell'azienda, i codici Ateco, e si formula la domanda e poi queste domande verranno incanalate in base al proprio codice Ateco di partenza, e quindi ci sarà la disponibilità del ristoro in tempi molto brevi, all'incirca nel giro di un mese. Ecco, non ci sono grandi vincoli. Facciamo un esempio concreto, perché stiamo parlando di un territorio turistico a vocazione turistica, sia la zona montana che anche quella delle terme qua vicino, e il lago di Garda. Certo, sì, ipotizziamo esatto. Gli hotel. Anche le terme. Ipotizziamo un hotel, facciamo un esempio, che si trova in difficoltà, che so io, il lago di Garda, al terme del lago di Garda, non lo so, è chiuso da tempo, ha in cassa integrazione le persone, rischia di non aprire più perché questa è la situazione, chissà come butta la stagione prossima. Questo bando lo può riguardare, ma come fa l'imprenditore ad accedere a questa cosa? Cosa deve, per evitare di perderlo? C'è un formulario da compilare dove chiederanno i dati dell'azienda, ovviamente ci sarà una carta d'identità dell'azienda, se così per spiegarla in termini comprensibili, no? E dove richiede ovviamente il ristoro. La cifra non è quantificata perché la cifra sarà data dal numero delle domande che perverranno, e quindi ci sarà una divisione. È un click day. Questo bando, tra l'altro, probabilmente avrà una sua seconda riedizione, se così vogliamo chiamarlo. Insomma, c'è la possibilità che arrivino altri ristori e che quindi si possa implementare ancora di più con le risorse. Perfetto, la interrompo un attimo. Sì, quindi ci sarà un seguito probabilmente, auspicabilmente. Sì, ci sarà un seguito perché, come dicevo, essendo tante aziende, ovviamente adesso io mi auguro che non tutti abbiano bisogno, perché per dire, non so, quelli legati al settore delle impalcature, quelli legati al settore delle impalcature per l'edilizia sono strapieni di lavoro, sì, no? fin troppo. E quindi, ma quelli legati al settore delle impalcature, dei teatri, cioè dei spettacoli, eccetera,
squadra, quelli sono a casa da un anno che non fanno niente. Assolutamente, Ecco, poi c'è quindi, tutto lo sport, insomma ce ne sono di esatto, settori tutto lo dimenticati. sport, tutte quelle attività, insomma le tensostrutture, tutto quello, tutto quello che riguarda insomma la movimentazione di un evento. Assolutamente, la interrompo un attimo Presidente, abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo insieme e vediamo anche quest'altra indagine che avete svolto, che è demografia delle imprese, perché ci sono dei numeri anche qui in negativo che vanno un po' capiti, spiegati per non creare angoscia. Tra poco.